sei una figura nera che ogni tanto si aggira e tutti la temono. Ma perché sparli? Ciao. Perciò tu vieni con me. Assettati. Con gli occhiali o senza occhiali? Perfetto. Quattro occhi o due occhi? Come mi meglio? Perciò, ciao, presentati. Mi chiamo Maria Lucia La Greca, sono una new entry della compagnia. Quest'anno ho voluto iniziare questa brutta esperienza Bruttissima esperienza, suggeriscono. notturna. E insomma, che devo parlare del mio personaggio? Sì, parla un po' del tuo personaggio. Ok, il mio personaggio è una signora scarsa, no? No, Per colpa d'altri, sì. Guardate, sì, infatti. E diciamo che vuole soltanto una cosa in questa commedia. Vuole quello che vogliamo tutti. Le sorde. Giusto. Senza soldi. Casenza Senza sorde, non se ne va di sta commedia. e non se ne canta missa senza sordi. Non se ne canta messa senza soldi. Allora, sembra che lei è altissima, ma in realtà è che sono io un pochettino sfondato. Mi fate così? No, tu dobbiamo non fare dire la battute. verità, che io sono molto alta. Ecco, giusto. Avanti, saluta. Ma scusate un attimo. Ciao Chiara. Ciao a tutti. Perciò mi scendi un pochettino che sei un Non mi pochettino. puoi alzare tu così sembro più alta. Aspetta allora che me ne so io. Hai ragione. Ti piace così? Sì, Non siamo bellissimi? Sì. Perciò avanti. Allora. Parla un pochettino di te, presentati. Allora, io sono Chiara Farsone, entrata da pochissimo in questa compagnia che chiamerei famiglia. Secondo me è una grande famiglia che mi ha accolto Veda. in modo straordinario. Sono molto emozionata. L'abbiamo trovata in mezzo ad una strada, ne feci Sì, mi hanno bene. recuperato fortunatamente. Basta, mi sto Niente, emozionando. no, basta. Sì, grazie. Cosa fai nella vita? Nella vita Nella vita cosa fai? nulla facendo. Passo le giornate così. Vicino ai cassonetti, Non aspettare fa- che mi pigliano. Aspettare che la gente che mi trova mi pigli. Sì, certo. Qualcuno mi offre un pasto anche a me. Perciò racconta un po' il tuo personaggio senza far capire la commedia. Allora, il mio personaggio è un personaggio geloso, devo dire, molto geloso, molto sgarbato, Sguaiato. sguaiato. Ne vogliamo dare un accennetto? Ora basta! Basta! Ora basta. Sì, però devo dire anche importante. Sì, perché proprio metterà qualcosa a posto. a posto. Basta. Non Basta. diciamo nient'altro. Metterà qualcosa a posto. Perciò- A posto. Fai un saluto? Allora, ciao a tutti, mi raccomando, ci vediamo qui in questo auditorium con le sedie vuote attualmente. Campobello di Licata? In via non so, Lo comunque faremo sapere. al centro polivalente Di Campobello di Campobello di Licata. Perfetto, avanti, Ciao a tutti. saluti. Mua.